Buonasera a tutti voi che siete qui in questa bella cattedrale, in questa bella occasione per godere di questo concerto spirituale pensato e realizzato a conclusione dei festeggiamenti di San Tiziano, nostro patrono. In realtà non è questo l'unico motivo che ci raduna qui questa sera. Infatti, questo concerto spirituale già inserito da tempo nel calendario pastorale degli appuntamenti diocesani, dopo la comunicazione da parte del Vescovo Corrado della conclusione del suo mandato, questo concerto è stato ripensato e collocato, potremmo dire, alla quasi vigilia della sua partenza per il Brasile e in coincidenza con l'anniversario anche della sua consacrazione episcopale, avvenuta proprio qui, in questa cattedrale nel 2008, il 26 gennaio. Quindi i motivi non mancano. E questo nostro convenire diventa dunque questa sera un ulteriore momento di saluto al nostro Vescovo, dopo quello celebrativo di domenica scorsa, e anche segno di riconoscenza per il servizio generoso che il Vescovo Corrado ha prestato alla nostra comunità diocesana. A questo appuntamento sono presenti molte persone, anche tra queste persone alcuni membri delle corali parrocchiali, proprio per sottolineare il grazie a Monsignor Corrado per quanto interessamento e sostegno ha dimostrato per le diverse iniziative di formazione che si sono attuate in questi 17 anni di presenza fra noi. Formazione coordinata dalla sezione musica sacra dell'ufficio liturgico, guidata egregiamente da Don Fulvio Silotto. Prima di presentare i protagonisti di questo concerto, mi permetto naturalmente di dare il saluto al nostro Vescovo, Monsignor Corrado Pizziolo, al Sindaco di Vittorio Veneto, la Professoressa Mirella Bagliana, che con una rappresentanza dell'amministrazione comunale condivide con noi questo momento così significativo. Un saluto cordiale ancora a tutti, al parroco, Don Graziano, che ci ospita e lo ringraziamo per questo, e un saluto doveroso ai componenti dell'ensemble che insieme al suo maestro questa sera ci darà l'opportunità di gustare una significativa successione di brani di musica sacra. Avete a disposizione, l'avete trovato all'ingresso, il programma con tutti i brani che comunque verranno presentati di volta in volta e trovate anche nel foglio che avete trovato all'ingresso significative informazioni sull'ensemble e sul maestro che la guida. Diamo allora, li avete già visti, il benvenuto in modo particolare all'ensemble corale e strumentale in musica Gaudium, diretta dal maestro Battista Pradal. Un applauso. Il programma che ascolteremo, come vi verrà spiegato, è sicuramente particolare, significativo, speciale, non sempre si ascolta quello che ascolteremo questa sera, per cui non mi resta altro che augurarvi un buon ascolto nel segno della gratitudine. Grazie, buonasera a tutti, anche da parte del coro e dell'ensemble strumentale in musica Gaudium. Prima di dare inizio al concerto desideriamo ringraziare la Diocesi di Vittorio Veneto, la parrocchia della Cattedrale Santa Maria Assunta per l'invito, per l'ospitalità. Un grazie particolare al parroco Don Graziano e a Don Fulvio Silotto che ha un po' coordinato l'organizzazione della serata. Vi presento brevemente il nostro gruppo, il coro e orchestra, perché normalmente diciamo siamo coro con orchestra d'archi in musica Gaudium. È stato costituito a Oderzo nel 2001 grazie all'iniziativa del direttore maestro Battista Pradal, che selezionando un gruppo iniziale di musicisti e studenti di musica e canto ha dato vita ad una formazione con una peculiarità fondamentale, un coro e orchestra d'archi in un'unica entità e sotto un unico nome, e questa è sicuramente la caratteristica che distingue l'ensemble e permette di affrontare dei repertori spesso particolari e ricercati e di presentare anche i brani più tradizionali con un tocco originale dovuto proprio alla presenza dell'orchestra.
Questa sera il nostro gruppo si presenta con una veste diversa, se così vogliamo dire, data dalla presenza di un organico strumentale che non è quello nostro abituale, ma anziché dagli archi, oggi il coro sarà accompagnato da un ensemble strumentale composto da un gruppo di percussioni, chitarra, contrabbasso e pianoforte. Questo perché il pezzo forte della serata sarà la Missa Criolla di Ariel Ramirez, composizione che appunto prevede un organico strumentale di questo tipo. Dunque io lascio subito spazio alla musica e diamo inizio al concerto con un brano per voce solista, coro e organo proprio di Don Fulvio Silotto. Adoro te, devote è uno dei 5 inni eucaristici attribuiti a San Tommaso d'Aquino e scritti in occasione dell'introduzione della solennità del Corpus Domini nel 1264 su commissione di Papa Urbano IV. Viene utilizzato durante le adorazioni eucaristiche e nelle preghiere di ringraziamento al momento della comunione. La versione per voce solista, coro e organo che eseguiremo questa sera è opera appunto di Don Fulvio Silotto. Don Fulvio ha saputo rivestire la bellissima melodia gregoriana con delle armonie ricercate e originali che contribuiscono a far risaltare l'intima gioia e la profonda spiritualità dell'antico inno. Baritono solista Leonardo Parcianello, all'organo Giovanni Furlan. Dirige il maestro Battista Pradal. Buona serata e buon ascolto.
Il prossimo brano in programma è tratto dalle Cantigas de Santa Maria, una delle più ricche collezioni di canti religiosi spagnoli con testi di lode rivolti alla Vergine Maria, che raccontano anche dei miracoli ottenuti per sua intercessione. Le 427 composizioni vennero raccolte tra il 1250 e il 1280 per il re Alfonso X, el Sabio, il saggio, re di Castiglia e di León, un amante della poesia e della musica, e sono pervenute a noi in 4 preziosi manoscritti custoditi a Madrid e Firenze. Le cantigas si dividono in 2 gruppi. Molte sono scritte in forma narrativa e descrivono alcuni miracoli avvenuti per l'intercessione di Maria. Altre, le cantigas di lode, non hanno contenuto narrativo, ma sono preghiere con cui si chiede la grazia e l'intercessione per il perdono dei peccati. Sono vere e proprie poesie, ove i testi utilizzano immagini preziose per la Vergine, stella, cammino, luce, rosa. Furono tutte scritte in gallego perché considerata una lingua più dolce e musicale. Santa Maria Strela do Dia, Santa Maria Stella del Giorno, è il titolo della cantiga di lode numero 100. Nel brano vi è un costante dialogo tra i solisti ed il coro, che si alternano dando luogo ad una sorta di danza più dolce nelle strofe realizzate dai soli, più decisa nel ritornello realizzato dal coro. Solisti: Anna Manzato, mezzosoprano, Leonardo Parcianello, baritono, alla chitarra Mauricio Gonzalez, alle percussioni Giannino Barizza, Alessandro Girotto, Marco Moriello. Tratto dalla Missa Brevis Pacem Invocare, composta nel 2022 dal nostro direttore Battista Pradal, verrà ora proposto il brano Ave Augustissima Regina Pacis per soprano e pianoforte. Il titolo della composizione, Pacem Invocare, è estremamente rappresentativo del messaggio che il compositore vuole trasmettere attraverso la musica in questo momento storico in cui ci si sente smarriti di fronte a un susseguirsi di situazioni nel mondo e in cui la pace è messa a dura prova. Il testo della preghiera è antichissimo e si compone di 2 parti.
La prima parte è un'iscrizione in bronzo che si può leggere nel retro dell'icona della Vergine Maria Salus Populi Romani nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. La seconda parte è il Memorare, che è una celebre preghiera della tradizione della Chiesa Cattolica, il cui testo è attribuito a San Bernardo di Chiaravalle. Soprano solista Silvia Masetto, al pianoforte Giovanni Furlan. Fra cielo e terra è la quarta delle 5 miniature per flauto solo composte nel 2024 dal nostro direttore e dedicate al maestro Paolo Dalla Pietà.
Il brano trae ispirazione da un'antica leggenda che narra le origini del flauto, leggenda che il poeta upitergino Lio Attilio Gemignani ama raccontare durante i suoi incontri dedicati alla poesia. Secondo questa leggenda, in un'oasi vicino ad un pozzo, una canna cominciò a crescere e continuò a crescere per anni e anni senza mai che nessuno la tagliasse. Andò più alta delle nuvole e arrivò fino in cielo e trovò Dio. E Dio rimase meravigliato di vederla arrivare dalla terra e allora disse: chiunque soffierà in te sentirà la mia voce. Al flauto Paolo dalla Pietà. La Missa criolla è un'opera musicale composta nel 1964 dal maestro Ariel Ramirez, compositore argentino vissuto tra il 1921 e il 2010.
Racconta lo stesso compositore che il primo barlume dell'idea della missa criolla risale al 1950, quando durante un viaggio in Europa gli venne il desiderio di trovare una forma di ringraziamento collettivo per tutte quelle persone che avevano contribuito alla sua crescita spirituale e alla sua formazione umana. L'incontro nel 1963 con due religiosi argentini, padre Maiol e padre Antonio Osvaldo Catena, lo portarono a realizzare una messa con ritmi e forme musicali proprie della sua terra di appartenenza. L'opera racchiude in sé da un lato la costruzione classica di una messa con i 5 movimenti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei e dall'altro una ricca diversità di stili e forme musicali che nell'insieme sono in grado di riassumere la musica popolare ispano-americana. Nella composizione Ramirez ha saputo conciliare il fervore religioso con l'elemento folcloristico, dando ad ogni sequenza un elemento di originalità. Il Kyrie apre la messa con i ritmi della vidala e della baguala, caratteristiche della musica creola argentina. La gioia del Gloria viene esaltata dalla vivacità del carnavalito, una delle danze argentine più popolari. Il Credo ha il popolare ritmo andino della chacarera trunca che dà alla linea melodica drammatica un ritmo marcato, quasi esasperato. Il Sanctus segue il Carnaval de Cochabamba, uno dei ritmi più suggestivi del folklore boliviano. L'Agnus Dei conclude la messa sullo stile della Pampa argentina, riportando l'ascoltatore alla solennità della supplica di concedere la pace. La complessità e la varietà della missa criolla la rende strumento ideale per diffondere la storia e la cultura della musica ispano-americana. In un momento storico in cui è ancora più importante diffondere l'ideale della comunione, della fratellanza, della condivisione, dell'accoglienza e dell'uguaglianza, l'esecuzione dell'opera assume anche il significato profondo che l'autore le attribuiva, l'espressione di un sentimento universale legato al desiderio di pace di tutte le culture umane. Solisti: Miro Busolin e Alfredo Stagni, tenori, Leonardo Parcianello, baritono, Gino Gobbo, basso, alla chitarra Maurizio Gonzales, alle percussioni Giannino Barizza, Alessandro Girotto, Marco Moriello, al contrabbasso Roberto Casagrande, al pianoforte Giovanni Furlan. Vi preghiamo di riservare i vostri applausi alla fine dell'intera esecuzione della messa. Grazie.
Tú que quitas los pecados del mundo,
Credo di esprimere i sentimenti di tutti nel dire davvero un grande grazie per questo dono che ci avete fatto di tutti i brani eseguiti finora, ma in modo particolare per questa missa. Non siamo andati in Brasile, ma poco lontano, da dove si recherà il nostro vescovo fra qualche giorno, e vi dico grazie soprattutto per quella dimensione ben spiegata nella presentazione del brano, quella dimensione di fraternità e di universalità che questa missa ci ha fatto respirare davvero a pieni polmoni, per cui ancora un altro grande applauso. Prima di ascoltare l'ultimo brano, e poi non so se c'è tempo per un bis anche, ma intanto io invito a venire qui il sindaco di Vittorio Veneto e il nostro vescovo Corrado. Perché? Perché come abbiamo già detto più volte in questa sera è anche un momento di congedo, di saluto ulteriore a quelli già fatti, ma che la città di Vittorio Veneto aveva piacere di esprimere questa sera con la presenza del sindaco in modo particolare.
Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei unirmi ai ringraziamenti per l'organizzazione della meravigliosa serata e vorrei di nuovo rinnovare i ringraziamenti e i complimenti per l'esecuzione dell'ensemble corale, dell'ensemble strumentale, di tutti voi che fate parte di questi cori, e veramente complimenti, avete delle voci meravigliose e l'esecuzione è perfetta, quindi veramente grazie di quello che ci avete regalato questa sera, grazie. Ringrazio anche Don Dalcin e Don Silotto per la possibilità che dà a noi come amministrazione di salutare Sua Eccellenza il nostro Vescovo, e lo facciamo veramente con il cuore in mano, ecco. Eccellenza carissima, semplicità, saggezza, pacatezza e rispetto sono queste le parole che a mio parere hanno caratterizzato i 17 anni del suo servizio nella nostra diocesi. Non solo nella comunità religiosa che le è più prossima, ma anche in quella civile, lei lascia un insegnamento prezioso che durerà nel tempo. Instancabile cura che dobbiamo porre all'ascolto e al dialogo, che sono le basi imprescindibili in ogni relazione positiva. La nostra città ha una lunga storia di collaborazione e mi permetto anche di amicizia tra i sindaci e i vescovi che qui si sono succeduti. Questo impegno si è mantenuto vivo anche in questi anni, continuando così a far crescere quel seme di fede e di solidarietà verso gli ultimi. Sono il segno tangibile delle profonde radici cristiane della nostra, seppur laica, società. Numerosi sono i progetti che abbiamo realizzato a beneficio della città, dimostrando che fede e ragione possono e devono camminare insieme. Siamo stati davvero colpiti dalla sua scelta, carica di coraggio e generosità, di trasformare qualche anno del suo meritato riposo in un impegno ancora più grande in Brasile. Vi auguriamo buon viaggio e buon lavoro. L'aspettiamo al suo ritorno, certi che non dimenticherà Vittorio Veneto. Mi rivolgo a lei a nome dei colleghi sindaci dei comuni del territorio dell'intera diocesi. Con una sola voce le diciamo grazie per il suo servizio episcopale. Conserveremo di lei un ricordo davvero sincero, un ricordo che, come dice la parola, è qualcosa che sta racchiusa nei nostri cuori. Grazie davvero, Monsignor Pizziolo. Grazie. Una semplice e umile targa. Don Corrado Pizziolo. Ecco, grazie. Se vuole spiegare qualcosa. Sì. Grazie. Sì, giustamente è una piccola e umile targa che abbiamo deciso di consegnare a Monsignor Corrado Pizziolo, Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto dal 2008 al 2024. L'amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità, ringrazia sentitamente per l'attento e illuminato servizio pastorale reso in questi anni, caratterizzato da particolare umanità. Grazie. Grazie. Tre brevi pensieri. Beh, anzitutto uno rivolto al coro. In questi anni ho potuto veramente apprezzare nella nostra diocesi, nel territorio della nostra diocesi, la presenza di cori, diciamo, di alto livello. Quello di questa sera mi pare che sia fra questi. Grazie proprio di cuore di questa ammirevole esecuzione che ci ha anche aiutato e elevato i nostri sentimenti, ma ce ne sono tanti ed è una cosa molto bella, perché l'arte, quando è coltivata con pazienza e maestria, aiuta sempre le persone ad elevare il cuore, ad elevare lo spirito, a partire dalle cose sensibili per aprirsi alle cose che sono invisibili, che sono le più importanti. L'essenziale è invisibile, diceva un testo di qualche anno fa. Grazie di cuore di questo dono.
dentro il contesto delle feste di San Tiziano, che è diventato anche un po' un momento anche di saluto. Un secondo pensiero lo rivolgo al sindaco. Come dicevo anche domenica scorsa, il saluto, io posso proprio dire di aver vissuto un rapporto molto bello, positivo, corretto con l'amministrazione locale della città, nel rispetto anche delle diversi ruoli e dell'importanza anche di questa diversità rispettata. Ecco, io ricordo come uno dei momenti più belli della visita pastorale l'incontro con il Consiglio Comunale di Vittorio Veneto. È stato un incontro, ecco, proprio bellissimo, in cui si è realizzato una serie di interventi che secondo me rispettavano veramente il senso profondo anche della democrazia e della ricerca del bene comune, come deve essere quella di ogni carica pubblica, di ogni amministrazione. Ecco, quindi in questo senso qui proprio ringrazio anche la signora Sindaco proprio per questa presenza e lo ricordo con piacere. Un ultimo pensiero riguarda proprio la data, perché 17 anni fa come oggi ero alla vigilia dell'ordinazione episcopale, ero a Treviso e in quella volta ho visto la vicinanza tra Treviso e Vittorio Veneto e ho pensato opportuno che l'ordinazione non avvenisse a Treviso, ma avvenisse qui a Vittorio Veneto. È stata una scelta buona, tra l'altro mi ha fatto risparmiare una celebrazione, perché non è stato necessario una celebrazione a Treviso all'ingresso, è stata un'unica celebrazione. Ma a parte quello, qualche anno fa il nunzio apostolico in Italia è venuto a fare un incontro con la conferenza episcopale triveneta e una delle cose che ha detto e su cui ha insistito di più è quella di dire sarà bene che le ordinazioni episcopali vengano fatte nella sede dove il vescovo andrà, non in quella da cui partirà. E io ho detto, è già fatto. Vabbè, a parte le battute. Comunque me lo ricordo con molto piacere, era una giornata fredda ma molto molto bella, luminosissima e la ricordo proprio come un momento forte che mi ha fatto venire in mente domenica scorsa quando c'era questa cattedrale piena. Ecco, ringrazio allora di questo momento e ci salutiamo, ma non è che io sparisca dal mondo e quindi avremo modo certamente di trovare altri momenti di incontro e di scambiarci anche saluti ma anche le esperienze. Grazie di nuovo. Grazie. Non so cosa dirà la presentatrice del brano che rimane. Certamente quell'Omnis Terra ci fa pensare proprio ancora a questa universalità e quindi, come ha detto il Vescovo, non sparisce dal mondo, dalla terra, c'è ancora e questo canto ci potrà aiutare ancora di più ad accompagnarlo da stasera nella preghiera e nel ricordo. Mi sentite? Sì. Grazie, io prima di presentare il brano tutti noi vogliamo unirci al grazie a Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Corrado Pizziolo, per questi 17 anni di episcopato nella nostra diocesi. Grazie di cuore. E ora concludiamo, il concerto termina con una composizione per coro e pianoforte del nostro direttore Battista Pradal, Omnis Terra. Il testo è tratto dal Salmo 65 ed è quello del canto d'ingresso della seconda domenica del tempo ordinario, l'episodio delle nozze di Cana, il primo miracolo di Gesù, in cui egli manifestò la sua gloria. È quindi un inno che glorifica il Signore. Nella composizione gli intervalli melodici seguono idealmente il testo. Omnis è cantato a una sola voce. Terra è invece armonizzato per sottolineare la varietà e la ricchezza della terra. Il culmine melodico si ha in corrispondenza della parola Deus.
Nella seconda parte c'è un cambio di tempo ed inizia un'imitazione che vuole dare l'idea della gioia. Il tutto diventa quasi giocoso in corrispondenza della ripetizione delle parole Iubilate Deo. Nella parte conclusiva c'è una ripresa dell'idea iniziale con l'aggiunta di un finale pieno e solenne. Accompagna al pianoforte Giovanni Furlan.
La nostra gratitudine che dobbiamo all'ensemble corale e strumentale in musica Gaudium diretta dal maestro Battista Pradal. Ancora un applauso. È stata una serata di profonda e vera spiritualità segnata proprio dalla gratitudine, mentre voi provate a decidere se è opportuno o meno fare un bis, ma noi saremo contenti. Ringraziamo, ecco, si capisce. Io avrei delle richieste rispetto al programma, ma non voglio condizionarvi. Ringraziamo ancora il sindaco, Mirella Bagliana, anche per il patrocinio che ha dato a questa serata. Grazie a tutti voi che avete condiviso con noi questo momento bello di Chiesa, ma non solo di Chiesa, anche di cittadinanza. E ringrazio anche i cori che in qualche modo si sono resi presenti questa sera e hanno assistito con noi a questo bel momento, l'hanno vissuto insieme. Non dico altro. Grazie ancora e se ci concedete un bis siamo molto contenti. La parte finale del Gloria dalla Missa Criolla.